Il TAR della Calabria dà ragione ai laboratori d'analisi e boccia il commissario Scura. Con la sentenza di oggi il Tribunale amministrativo regionale ha annullato i decreti 72 e 87, il primo emanato nel marzo di quest'anno, il secondo risalente ad aprile, documenti che definivano i tetti di spesa per le strutture private accreditate. La decisione del commissario alla sanità in Calabria, che di fatto tagliava risorse per 12 milioni rispetto all'anno precedente, ha avuto delle conseguenze. Dapprima la protesta vibrata delle strutture private accreditate e degli operatori che sono scesi in piazza, poi la sospensione delle prestazioni erogate, creando notevoli disagi, niente prelievi né assistenza specialistica ambulatoriale e lo spettro del licenziamento di personale. ANISAP e Federlab, le associazioni di categoria, hanno presentato il ricorso. In sostanza la giustizia amministrativa ha rilevato che i tagli consistenti al budget dei privati non è stato compensato da un incremento della produttività della rete pubblica. In realtà la tesi, o meglio l'obiettivo di Scura, era incrementare le prestazioni nella sanità pubblica, ma negli ospedali né gli ambulatori delle aziende sanitarie provinciali delle 5 province calabresi hanno registrato l'aumento di attività. Inoltre il commissario, a cui il TAR aveva chiesto l'integrazione di documenti, sono sempre le carte ad essere valutate, non ha risposto. I giudici dunque hanno deciso e hanno accolto il ricorso delle strutture accreditate.